Il Mantova ha pareggiato contro il Valle d'Aosta senza rete ed è ritornato sulla terra. Dopo 2 vittorie consecutive i biancorossi hanno capito di non essere invincibili. Contro un avversario ben messo in campo dall'ex grande calciatore Benny Carbone, il Mantova non è riuscito a passare definitivamente dalla fase frutti alla fase brucato. La richiesta del tecnico di giocare più alti, di uscire da certi antichi schemi, non ha attecchito. In vista delle prossime 2 decisive trasferte in chiave playoff contro Renate Bassano, il Mantova dovrà fare punti a tutti i costi, con una squadra che solo adesso sta prendendo forma, con i nuovi acquisti ancora tutti da scoprire. Un'impresa che renderà ancora più appassionante il campionato dei biancorossi. La cronaca: giornata fredda e piovosa e terreno del Martelli miracolosamente agibile dopo la neve caduta in settimana. La giornata è ricca di significati. Si parte dalla doverosa solidarietà di tutto lo stadio e dello staff del Mantova FC ai lavoratori della Burgo, tra l'altro grandi tifosi biancorossi, alla premiazione commovente del capitano Manuel Spinale per il suo record di presenza con la maglia virgiliana. Poi il match con Brucato, che all'ultimo conferma Franchi titolare, con Guarco preferito a Carfor in difesa. Inizia meglio il Valle d'Aosta con una conclusione di Nocciola al 12° con palla alta sopra la traversa. Risponde Galassa al 24° con un tiro da oltre 30 metri fuori. Si arriva al 28° quando Temeline colpisce nettamente di mano in area. Rigore sacrosanto, non concesso. Il tempo si chiude con un tiro di corso al 40° fuori bersaglio. Nella ripresa Temelini impegna Portesi con una debole conclusione dopo 1 minuto. Al 14° Franchi prova a concludere ma la palla è alta. Al 31° Isoardi non calcia con potenza dopo un contropiede. 2 minuti dopo Amato invece non inquadra la porta. Il finale biancorosso: al 45° Spinale trova la conclusione ma Frattali respinge. Si arriva al 50° con Pietribiasi che gira in area ma ancora Frattali miracoloso respinge sulla traversa il sicuro colpo del KO.